Eccoci qua, bene, siamo tornati in diretta, abbiamo cambiato l'ospite, Andrea Bertolo, dirigente, qui è complicata, aspettate un secondo che mi devo concentrare, dirigente Unità Operativa Fisica Ambientale, Dipartimento Provinciale ARPAV, ce l'ho fatta, che di solito con una sigla così lunga, figuriamoci se non combina un guaio. Vogliamo capire, grazie quindi a lei Bertolo, di che cosa si tratta parlando di gas radon e soprattutto dove lo troviamo. Io ho enfatizzato, come fanno sempre i giornalisti, con morte silenziosa, perché purtroppo alla fin fine se non stiamo accorti su questa problematica, e le abbiamo appena parlato, ci scappa la vittima, giusto? Il radon è Purtroppo sicuramente sì. In un più loro, cancerogeno. sfortunatissimi, avevano anche l'amianto, un cocktail micidiale. È una situazione sicuramente micidiale, particolare. esatto. Allora, prego, a lei la parola. Io agevolo le slide insomma, che ci avete mandato e vediamo insomma, passo passo di capire. Prego. Sì, è abbastanza semplice. Il radon è un gas radioattivo del tutto naturale. A volte anche le cose naturali purtroppo non sono così favorevoli. In colore, alla vita in umana. odore, E in prodotto sapore. dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell'uranio. Insomma, una roba Sì, sì, una cosa che micidiale. c'è sempre stata, perché È in l'uranio è in natura, nella formazione, quando si è formata la Terra, si sono formati quelli che si chiamano gli elementi primordiali, una parte sono radioattivi e tra questi c'è anche l'uranio. E quindi avremo sempre con noi il radon, ci tiene compagnia, insomma. La cosa particolare del radon è che essendo gassoso riesce facilmente a salire dalla crosta terrestre verso le nostre abitazioni. E qui vediamo il meccanismo proprio con cui il radon entra nelle nostre abitazioni. E se entra nelle nostre abitazioni e se si accumula può diventare pericoloso. All'esterno non dà nessun problema perché si disperde nell'aria, Certo. nell'atmosfera. Se si accumula nelle abitazioni o comunque negli edifici chiusi può dare problemi se le concentrazioni sono elevate. Allora, io ho letto sempre dal vostro sito, vi ricordo che è importantissimo, veramente ben fatto il sito dell'ARPAV, e saluto il direttore Pepe, che io rompo sempre le scatole per avervi. Allora, la principale fonte di emissione del radon nell'ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione, come ad esempio, per esempio, il tufo vulcanico, in qualche caso l'acqua. Il radon fuoriesce dal terreno dei materiali da costruzione e dall'acqua. Se all'aperto, come stava dicendo, si disperde nell'atmosfera. Negli ambienti chiusi si può accumulare raggiungendo concentrazioni elevate, proprio come nel Monte Venda. Esattamente. Diciamo che nella nostra regione non c'è un problema di materiali di costruzione, perché in genere i materiali di costruzione non sono ricchi di radio e quindi di precursori dell'uranio. Il problema deriva proprio dalla composizione delle rocce, e poi vedremo la mappatura della regione che abbiamo fatto, Sì. che ci indica che ci sono alcune zone maggiormente predisposte. Però prima vediamo, visto che abbiamo qua questa bella animazione che ci dice un po' cosa fa il radon. Noi lo inaliamo insieme all'aria che respiriamo e lui deposita, diciamo, la sua carica radioattiva all'interno dei nostri polmoni. Quindi può dare un danno polmonare che nel giro dei decenni, perché questi fenomeni di induzione cancerogena sono a lungo termine, può portare anche a tumore polmonare e quindi a gravi danni alla salute. Che è la seconda causa di tumore polmonare, cioè dopo, è la seconda causa dopo il fumo. fumo. Dopo il Sì, fumo. sicuramente. Pensate che in Veneto si stima che ogni anno circa 300 persone contraggono cancro polmonare provocato dal radon. Questo è spaventevole, esattamente. però. È la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo, e tra l'altro ha anche la particolarità che nei fumatori si va a sommare l'effetto del fumo, ma non si somma semplicemente in modo additivo, diciamo noi, ma si somma in modo moltiplicativo. Quindi un fumatore moltiplica la sua probabilità di ammalarsi se è anche esposto al radon. Però quello che non capisco è, se voi avete fatto la monitorizzazione di tutti questi terreni e successivamente anche a ciò che era emerso dall'esperienza dei nostri avieri,
come mai ancora 300 persone contraggono cancro polmonare? Vuol dire che vivono in case strutturalmente forse vecchie, dove non c'è la possibilità di ricircolo di questo gas? O che cosa causa? Allora, Come mai non... le componenti sono due. Una è dovuta al suolo, quindi poi vediamo, avanti abbiamo la cartina del Veneto. Questa è la situazione italiana, ci sono regioni più o meno predisposte. No, però... mi spaventa, perdonate, perché non ho capito bene i colori. Allora c'è quel color senape proprio sulla mia regione con un 100-120, cosa vuol dire? No, la nostra senape è tra 40 e 60, diciamo così. No, perché lei non lo sa, mi scusi, sono foresto, mi sono lombardo. Ah, ecco. E quindi la senape più accesa... Però questa è una media regionale. Cosa vuol dire però queste cifre? Vuol 100, dire che 120? di media regionale quella regione sono più soggette a questo tipo di problemi. Dipende proprio dalla litologia, cioè dalla composizione Perfetto, del quindi suolo. Lazio e Lombardia sono quelle più a rischio? Certamente, anche Campania, esatto, dove le regioni centrali dove ci sono molti materiali vulcanici. Esatto, il blu, e poi che alcune è il Friuli e la situazioni in Campania. particolare. Esattamente. Questa è la... Però sì, vediamo il Veneto. Ok. Eccola qua, vediamo il Veneto. Questa non sto a spiegare il significato, ma si vede bene i colori, che la zona alluvionale della pianura è poco interessata, mentre sono interessate più le zone montuose e nel nostro caso della nostra provincia proprio l'area dei Colli Euganei, vedete è stata evidenziata in particolare, perché l'area dei Colli Euganei ha delle caratteristiche geologiche per cui il gas prodotto facilmente risale. E quindi succede questo. Ecco, questa è un po' una schematizzazione della situazione sui nostri Colli Euganei, la probabilità di superare un valore che è considerato un po' un valore indicativo che divide tra le situazioni più o meno suscettibili di pericolo, diciamo così, e vedete che ci sono alcune aree, in particolare nella zona centrale dei colli, guarda caso siamo proprio attorno al Monte Ru, al Monte Venda, d'accordo, dove le probabilità di avere delle concentrazioni alte sono elevate. Ma qui c'è un divieto di edificabilità? No, non c'è nessun divieto di edificabilità. Diciamo che una buona edificazione dovrebbe prevedere moderna, questo inquinante e con pochi accorgimenti che sul costo totale di una casa nuova non incidono si può evitare l'ingresso. Quindi invece di farlo entrare nella propria abitazione, in qualche modo far sì che il gas venga disperso. Esatto, disperdendosi lateralmente. Sulle abitazioni nuove è molto semplice, si riesce a fare qualcosa anche sulle abitazioni vecchie. È un po' più complicato, però con interventi che possono andare dai 500, 600 ai 2-3 mila euro a seconda della complessità edilizia, ovviamente si riesce a evitare. Sì, che poi come stava dicendo, perché voi non mi vedete, ma ho fatto la faccia come per dire, caspita, 3 mila euro, comunque oggigiorno sono soldi, ma nell'ambito dell'acquisto di una casa e poi per la propria salvaguardia non sono niente. Poi questi sono i dati che abbiamo sui Colli Euganei, abitazioni e scuole, come vedete la media 214 e 118, le scuole per fortuna sono un po' più basse perché sono locali più ampi, più areati, però più indicativa della media, come vedete il massimo, quindi vuol dire che abbiamo abitazioni e scuole dove la situazione è decisamente molto alta, perché tenete conto che i valori limite, diciamo così, variano, adesso non sto a spiegare nei dettagli, ma insomma tra i 200 e i 400 becquerel al metro cubo, l'unità di misura di concentrazione, e qua siamo al migliaio, insomma. Per le scuole c'è da dire che la Regione Veneto, in collaborazione con ARPA, ha messo in atto una campagna di bonifica delle scuole, e quindi attualmente tutte le scuole con valori alti dei comuni dei Colli Euganei sono state bonificate. Chiaramente invece per i privati la responsabilità rimane dei privati. Allora, so che c'è una telefonata per quanto riguarda la tematica che stavamo trattando prima, che alla fin fine è sempre unificata al discorso che stiamo facendo. Non voglio insomma, togliere la possibilità a nessuno di raccontare ciò che ha vissuto, che cos'è accaduto. Noi nel frattempo comunque continuiamo a informare per quanto ci riguarda, giusto? Sì, diciamo che la cosa più importante è quella che un po' sottolineavamo già prima. Bisogna sapere qual è la situazione nella propria abitazione, perché a volte anche due abitazioni a poche centinaia di metri di distanza
costruite in modo diverso reagiscono diversamente all'ingresso del gas. Quindi una può avere concentrazioni molto alte e l'altra può avere concentrazioni basse. Quindi si tratta di fare una misura del gas, insomma. E una misura, ecco, l'altra cosa importante, non basta purtroppo per questi inquinanti una misura di breve termine, un giorno, una settimana, perché a seconda della stagione e di giorno e notte c'è molta variabilità. Esatto. Dopo faccio vedere la slide perché c'è anche questo sulla Esattamente. variabilità Giorno-notte esatto, e nelle giorno-notte. stagioni, quindi occorre una misura Allora, di durata le annuale. passo questo auricolare, basta appoggiarlo al padiglione, ok? E sentiamo un'altra testimonianza. Prego, io non violo mai la privacy, quindi non dico chi è o chi non è. Scegliete voi se presentarvi o no. Prego, a lei la parola. Pronto? Sì, ci sente? Buonasera, sì, la sento bene, grazie. Prego. Daniele, io ho fatto il servizio militare presso il Monte Lenda negli anni 84-85. Sì. Volevo capire, io non lavoravo all'interno della galleria, però c'era un piazzale, quindi noi lavoravamo come controllori di volo al di fuori delle stanzette che erano, stavamo alcune ore e poi andavamo su e giù a fare i vari servizi. Sì, quindi lei stava all'aperto comunque? No, allora, il vende è fatto vari tornanti, poi alla fine c'era un piazzale e c'erano delle casette dove noi lavoravamo, io ero telescriventista. A vista vedevamo a 50 metri l'ingresso della galleria. Io in galleria ci sono andato così per sfuggita, per curiosità, perché era anche una curiosità per capire cosa c'era in questa galleria. Sono andato e tornato mezz'ora. Però volevo capire se chi ha lavorato comunque in prossimità può essere a rischio. Può essere a rischio perché comunque eravamo, naturalmente noi facevamo i turni tipo infermieri, lavoravamo 4 ore la mattina, il giorno dopo facevamo il pomeriggio e poi la notte, cioè quindi nell'arco della giornata, nell'arco dell'anno abbiamo fatto tantissime ore, però ci siamo stati lì, insomma, ecco. Volevo capire se anche all'esterno c'era la possibilità di avere comunque contatto. Signor Daniele, io innanzitutto la ringrazio per aver chiamato, perché non è sempre facile mettere i propri affari in piazza, però sottolineo che la persona che è accanto a me non è un medico, ma comunque un esperto per quanto riguarda questo gas, quindi adesso le daremo una risposta. Grazie. Assolutamente sì, grazie a voi. Grazie Daniele, grazie, un saluto. Grazie. Prego. Sì, quello che sappiamo, insomma, dalle misure che abbiamo condotto, è che sicuramente la situazione delle gallerie è una situazione peculiare, insomma, e quindi la concentrazione in galleria è molte decine di volte superiore a quello che c'è fuori, insomma, ecco. Quindi sarei abbastanza tranquillizzante, insomma, perché la situazione che c'era negli edifici esterni è una situazione del tutto paragonabile a quella che abbiamo in altri edifici dei Colli Euganei, insomma, ecco. Quindi io starei ragionevolmente tranquillo. C'è anche da dire che l'esposizione a radon non è mai un'esposizione acuta, ma è sempre un'esposizione cronica, cioè io posso stare per poco tempo anche a concentrazioni altissime senza avere poi danni, è l'esposizione cronica che fa male, quindi la permanenza per molti anni. Ecco. Esatto, quindi gli avieri il servizio di leva, dentro per anni il servizio di leva è un servizio corto, insomma, nell'arco in un arco temporale, insomma, diverso chi è stato delle decine di anni, insomma, ecco. Quindi io tranquillizzerei il signor Daniele, insomma, su questo, perché sicuramente il fatto di non aver lavorato in galleria è un gran punto a favore, insomma, ecco. Io logicamente auguro di cuore a tutti, logicamente, di non scoprire cose del genere. Allora, si parlava appunto del giorno, della notte, e vediamo ecco, qui appunto vediamo la variabilità, c'è una variabilità giorno e notte. Non è che il gas cambi, il gas è sempre quello, ma cambiano le situazioni microatmosferiche, differenze di pressione, di temperatura tra l'interno e l'esterno dell'abitazione che fanno sì che la notte ci sia un maggiore accumulo rispetto al giorno. Vedete benissimo, insomma, i vari andamenti, insomma, ecco. In più c'è chiaramente una variabilità stagionale, quindi in genere l'inverno è la stagione in cui più c'è differenza tra la temperatura esterna e l'interno delle nostre case e più teniamo le case chiuse per ovvi motivi, d'accordo, meno areate, e quindi vedete che nei mesi invernali la concentrazione è sempre più alta rispetto a quella dei mesi estivi. Ecco perché ha senso fare una misura
a lungo termine, di durata annuale, per vedere un po' com'è la propria abitazione e in particolare della propria abitazione i locali che frequentiamo di più, camera da letto in cui di solito stiamo di notte, e quelli situati più vicini a terra, diciamo, ecco, perché c'è anche un andamento col piano, quindi già al primo e secondo piano il radon diminuisce, mentre tende ad accumularsi nei piani terra, insomma a diretto contatto col terreno. Esatto. Oppure addirittura chi ha la taverna nei seminterrato, chiaramente, insomma. Che è tipica però qua in Veneto, visto che ce l'hanno tantissime villette. Soprattutto nelle zone, diciamo, dove sappiamo esserci più elevata concentrazione, quindi per noi nella nostra provincia, nell'area dei Colli Euganei, sarebbe opportuno fare una misurazione tra l'altro che sono di costo molto basso. Come funziona? Ecco, ci salutiamo così capendo però la disponibilità dell'ARPAV. L'ultima slide arriva ho messo subito. i nostri riferimenti. Eccola qua, scusate un secondo che arriva. Ecco qui, il sito dell'ARPA che è stato già citato, la mail del nostro dipartimento, anche il numero di telefono. Si può richiedere una misura nella propria abitazione, vengono spediti dei piccoli rivelatori che sono dei piccoli quasi pacchetti di sigarette senza necessità di alimentazione elettrica o altro, con tutte le indicazioni di posizionamento che vengono letti ogni 6 mesi, quindi 2 semestri, e poi alla fine si ha la certificazione della propria abitazione, insomma, diciamo, ecco, il servizio ha un costo limitato attorno al centinaio di euro, insomma. Qui in città, in Padova, scusate se sono così, ma essendo un papà mi viene un po' spontaneo, ecco, perché mi viene in mente che qualcuno ha la taverna sotto. Padova non ha problemi perché è costruita essenzialmente su un terreno alluvionale. Ecco, quindi Padova, anche l'ultimissima indagine che abbiamo fatto. No, è che però si leggeva appunto dal vostro sito che anche l'acqua a volte può essere un conduttore. Sì, ma no, l'acqua non, diciamo, non l'acqua dei nostri fiumi, insomma, dei nostri canali. Ecco, quindi Padova stiamo ragionevolmente tranquilli, insomma. Bene, auguro comunque a tutti questo tipo di fortuna, anche se abbiamo visto che c'è una forte concentrazione in un'area. Allora io vi devo ringraziare, saluto però Andrea Bertolo di essere stato a nostra disposizione, ringraziandolo. Quindi ringrazio anche voi per averci ascoltato e vi ricordo davvero che se avete, magari per pudore, per timidezza, visto le tematiche che abbiamo toccato questa sera, qualche domanda, potete farlo anche in separata sede. I numeri di telefono comunque sono sempre questi: 049 80 777 53 finale al posto di 57, quindi 53 finale. Chiedete di me, insomma, e cerco di mettervi in contatto con i vari responsabili, i vari esperti. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Sappiate che questa sera, come sempre, c'è un ricco palinsesto che vi attende, quindi non fate l'errore di abbandonare il gruppo editoriale TV7. Grazie della disponibilità. Un saluto. Buonasera.